all'interno degli autobus ci sono le telecamere, c'è un pulsante che si chiama panic button, l'autista ha la possibilità di azionare nel momento in cui vede che ci sono problematiche all'interno dell'autobus, aziona ovviamente le telecamere che sono viste in tempo reale dalle forze dell'ordine. Essendo autobus geolocalizzati, poi le forze dell'ordine conoscono anche la posizione dell'autobus, quindi possono intervenire in maniera velocissima. Sicurezza dunque, ma non solo, nei nuovi 19 autobus interurbani che entreranno in servizio già tra pochi giorni, sostituendo i vecchi Euro 3. Si stima una riduzione del 90% di emissioni. I mezzi ad alta capacità di trasporto possiedono rampe e spazi per le persone disabili e anziane e prese USB per i cellulari. Ci sono altre tecnologie all'interno, sono il contapasseggeri, ci sono delle tecnologie che aiutano anche l'autista su punti particolari, ci sono telecamere esterne, ci sono degli alert proprio per capire le difficoltà che possono venire dalla destra o dalla sinistra dell'autobus. Rappresentano sicurezza, rappresentano sostenibilità ambientale. È una prima tranche di investimenti che MOM sta facendo e farà. Quest'anno arriveranno 130 nuovi autobus, di cui 76 nel primo semestre e 54 nel secondo semestre. Per 60 autobus che sono in totale autofinanziamento, l'azienda ha messo a disposizione più di 15 milioni di euro, quindi stiamo attuando il piano economico finanziario che è stato approvato dall'Assemblea nel novembre 2023. I nuovi bus a Castelfranco segnano quindi una delle tante tappe di inaugurazioni della nuova flotta MOM. A Castelfranco Veneto assume anche un particolare significato in quanto ormai è prossima l'apertura del nuovo deposito della MOM che passerà da una sede in affitto ad una sede in proprietà e entro la fine dell'anno credo che abbiamo terminato anche finalmente i lavori per la realizzazione della nuova autostazione.